Ora, colleghi, io so che la discussione è stata impegnativa e non è neanche poi così ordinario presentare degli ordini del giorno su un ordinamentale, me ne rendo conto. Però vi chiederei di prestare attenzione al contenuto di questo ordine del giorno perché è un po' fisiologico rispetto alle cose che ci siamo detti fino ad oggi. C'è una legge regionale, che è la legge 3 del 2009, che è la legge fondamentale di cui la Regione si è dotata per le disposizioni in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Per dire, l'unica legge regionale che parla di politiche attive per il lavoro, è la legge regionale che istituisce Veneto Lavoro, è l'unica legge regionale che contiene provvedimenti sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro. È una legge datata certamente, però è l'unica legge attualmente in vigore nella regione del Veneto che parla di lavoro, di politiche attive per il lavoro e di sicurezza sul lavoro. Quindi dovrebbe essere una legge che noi proviamo a prendere in considerazione con una certa serietà ed una certa importanza, almeno dal mio punto di vista. Allora, all'articolo 10 di questa legge si prevede, cioè il legislatore regionale, cioè il Consiglio regionale del 2009, ha previsto che lo strumento attraverso il quale la Regione del Veneto organizza le proprie politiche del lavoro è il programma triennale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Un'intuizione intelligente quella del legislatore, perché teneva insieme l'importanza dell'impianto formativo e dell'istruzione per le competenze ovviamente che riguardano la regione e il mondo del lavoro. Già nel 2009 dunque avevamo intuito quanto fosse necessario per garantire alla regione del Veneto, la regione più produttiva d'Italia, le competenze necessarie, ottenere insieme la formazione e l'orientamento al lavoro e le politiche attive per il lavoro. Peraltro, sulla base di questa programmazione triennale sul lavoro e sull'orientamento e sulla formazione si dovrebbero fondare, lo dice l'articolo 2, cioè in coerenza con la programmazione triennale si sviluppano tutte le competenze e le funzioni che la Regione può esercitare in ambito di politiche del lavoro e politiche dell'orientamento al lavoro. Ora, il problema è che dal 2009, cioè dal momento in cui è stata fatta la legge, questo piano triennale non viene adottato dalla Giunta regionale e di conseguenza non viene approvato dal Consiglio regionale. Dunque chi è che fa la programmazione delle politiche di orientamento e di istruzione regionali? Le faceva l'assessore Donazzan nel chiuso dei suoi uffici. Chi fa la programmazione delle politiche attive per il lavoro? Le fa Veneto Lavoro sulle indicazioni che gli dà la Donazzan. Per 20 anni è andata avanti così. Ora io chiedo semplicemente di assumerci la responsabilità del ruolo che svolgiamo e che deve essere quello di programmare e dare indicazioni affinché la Giunta poi realizzi ciò che noi riteniamo necessario fare. E quindi con questo ordine del giorno il Consiglio regionale, con tutte le premesse che ho fatto, impegna la Giunta regionale ad adottare senza ulteriore ritardo il programma triennale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento, esattamente come previsto dall'articolo 10 della legge regionale numero 3 del 2009 e da allora mai adottato. Io veramente spero che questo comportamento scorretto, sia sotto il profilo tecnico che a maggior ragione sotto il profilo politico, interpretato da chi ha avuto l'onore di svolgere la funzione di assessore al lavoro e all'istruzione per 20 anni, possa cambiare. Oggi che c'è una nuova assessore, oggi che magari ci sono anche nuovi equilibri in giunta. Mi auguro anche che il Consiglio regionale abbia, come dire, esprima la volontà di dire che attorno a questi temi non può essere un unico assessore che decide nella sua stanza cosa si fa per la regione del Veneto. Il mondo del lavoro anche in questa regione ha bisogno di risposte nuove. Sappiamo quanti siano le competenze che mancano oggi, sappiamo quanta difficoltà facciano i giovani ad accedere al mondo del lavoro, sappiamo quanto la differenza salariale e occupazionale tra donne e uomini sia cruciale. O decidiamo che vogliamo occuparcene facendo il nostro lavoro,
Oppure, care colleghe e cari colleghi, se votiamo contro quest'ordine del giorno, non lamentiamoci poi se veniamo a fare i consiglieri regionali e non siamo in grado di decidere nulla. Grazie Presidente.